Focus TG, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Un'ampia pagina dedicata al maltempo in apertura di telegiornale, con il Veneto ancora una volta fortemente colpito dall'ondata di maltempo che da ieri sta caratterizzando il meteo sulla nostra regione. Sono oltre 200 gli interventi in Veneto dei Vigili del Fuoco a fronte di oltre 500 chiamate per il nubifragio che appunto dal pomeriggio di ieri e fino a tarda notte ha interessato gran parte della regione, in particolar modo le province di Vicenza e Verona, con i maggiori danni sull'altopiano di Asiago e sul lago di Garda. Le operazioni di soccorso hanno soprattutto riguardato allagamenti, rimozione di pali, cartellonistica, taglio rami, piante pericolose. In provincia di Vicenza sono stati oltre 85 gli interventi da ieri pomeriggio, con oltre 250 chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per allagamenti, taglio di alberi e smottamenti. Ma non solo la provincia di Vicenza, l'altopiano di Asiago colpito dal maltempo, perché nel Veronese ci sono altri 50 interventi sempre per allagamento, taglio di rami, piante, rimozione di oggetti in posizione pericolante e anche scoperchiamenti di edifici. Stiamo appunto vedendo le immagini che ci sono state girate da parte dei Vigili del Fuoco, che documentano la situazione nella nostra regione, ancora una volta pesantemente colpita dall'ondata di maltempo con danni importanti. E purtroppo per la cronaca dobbiamo riferire anche di una vittima, perché un uomo è morto ieri sera a Montorso, in provincia di Vicenza, dopo essere stato colpito mentre era in sella ad uno scooter da una pianta sradicata appunto dal maltempo che ha violentemente colpito le zone dell'Ovest vicentino. Ma è pronto il collegamento con Vanessa Banzato, che si trova proprio sull'altopiano di Asiago, in particolare a Roana, per documentare quanto è accaduto sull'altopiano di Asiago. È pronto il collegamento, Vanessa? Se sei pronta, la linea passa a te dall'altopiano di Asiago, da Roana. Sì, buongiorno Monica, e buongiorno ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Altopiano di Asiago. Cominciamo proprio parlando dal capoluogo dell'altopiano, Asiago, nello specifico l'ospedale nuovo di Asiago, che causa le fortissime piogge che si sono abbattute nelle ultime ore. È stato letteralmente allagato, state infiltrazioni pesanti d'acqua nella struttura nuova, in tutti quindi i corridoi dell'ospedale, lavoro per ore i dipendenti, le persone, per cercare di pulire, risistemare, ripristinare la situazione, una situazione che ovviamente è balzata subito agli occhi, pensando che si tratta in effetti di una struttura appena aperta di recente, quindi la cosa ha fatto non poco scalpore. Noi ci troviamo invece a Roana, perché il comune è stato tra quelli maggiormente colpiti non soltanto dal maltempo, ma anche da una tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio, sulla zona. Accanto a me il vice sindaco di Roana, Cristian Vella. È una situazione davvero allarmante, tanta paura. Sì, è stato un momento abbastanza delicato con la doppia ondata che c'è stata di maltempo, la prima nel tardo pomeriggio fino alle 8 di sera e poi la seconda dalle 10. Nella prima ondata purtroppo, oltre la pioggia abbondante e appunto le esondazioni che abbiamo avuto, infiltrazioni d'acqua eccetera, abbiamo avuto anche una tromba d'aria che si è manifestata nella frazione di Cesuna, ha attraversato la Valdassa e poi è passata di qui in contrada Rebeschini, la parte bassa della frazione di Roana, per terminare poi nella zona vicino al laghetto. Questa tromba d'aria, come potete vedere poi dalle immagini, ha scoperchiato alcuni tetti e ha sradicato alcuni alberi. Ecco. Inoltre queste abbondanti quantità d'acqua hanno riversato nella viabilità
importanti smottamenti di pietrisco, di fango e quant'altro, insomma. Il paese è stato letteralmente travolto da questa ondata d'acqua. Sì, è quella che è iniziata che sembrava una semplice perturbazione, poi si è manifestata e si è rivelata essere molto molto intensa. Ovviamente nella prima ondata c'è stato anche il vento che ha fatto purtroppo la maggior parte dei danni, nella seconda per fortuna è stato solo un ritorno di abbondante acqua che comunque non ha creato ulteriori danni. La protezione civile tra l'altro ha monitorato per tutta la notte e nel corso della giornata insieme agli operai comunali e all'amministrazione per vigilare le criticità maggiori e mettere in sicurezza sia la viabilità che le situazioni particolarmente delicate. Tra l'altro adesso nelle prossime ore non c'è da aspettarsi nulla di buono, perché le previsioni non sono per nulla positive. Certo, e questo è uno dei motivi per cui già da ieri abbiamo attivato subito il centro operativo presso la sede del Comune di Roana della Protezione Civile. La Protezione Civile, per l'appunto i volontari sono tutti allertati, staremo a vedere come si svilupperà poi il meteo, confidando che non sia un ritorno alla giornata di ieri. Il Comune come adesso si sta disponendo per cercare di stare vicino alle attività, soprattutto che sono state penalizzate in maniera pesante dal maltempo? Beh, innanzitutto nell'immediato post di un evento del genere dobbiamo preoccuparci principalmente di rilevare i problemi che si sono creati e la messa in sicurezza. Già dalle prime ore del mattino di oggi ditte, operai comunali e anche i volontari appunto della protezione civile si sono adoperati per sgombrare i tratti di strada particolarmente invasi dal ghiaino, del pietrisco, vedere un po' quelli che sono anche le problematiche dei privati, come in questo caso nella fattoria qui del Rebeschini, per capire se ci sono danni pericolosi o meno. Ovviamente poi si proseguirà, se il tempo sarà clemente e non ci sono altri peggioramenti, nell'individuare eventuali altre difficoltà ai cittadini anche su base di segnalazioni che ci vengono fatte. Ecco, nessuno comunque è rimasto ferito appunto a causa di queste piante che sono state sradicate, alberi che sono piombati in mezzo alla strada e quant'altro. No, per fortuna no, nessun ferito, solo questi danni, questi inconvenienti che per fortuna sono risolvibili e sono stati ben monitorati. E c'è qui a Roana anche un imprenditore che lavora nel veneziano, ben noto tra l'altro a Rete Veneta, originario, vive lui a Mezzaselva. La situazione a Mezzaselva che si trova proprio nei paraggi di Roana. Ivan Palasgo. Sì, buongiorno. Io in 20 anni, anzi anche di più, 40 anni che frequento Mezzaselva, e non ho mai visto così tanta acqua. Io purtroppo ieri sera ho avuto un'infiltrazione d'acqua in casa, ma non per problemi poi gravissimi, è perché la quantità d'acqua caduta è stata talmente tanta che le grondaie pluviali non riuscivano a smaltirla e quindi si insaccava alla fine della falda del tetto ed è penetrata attraverso la conversa dei camini, si è infiltrata dentro. Per carità, non è morto nessuno, niente di grave, si risolve tutto. Però io sono rimasto allibito perché in 40 anni io non ho mai visto così tanta acqua e grandine soprattutto, pareva fosse nevicato ed è rimasta la grandine per terra ancora per diverse ore, non si è sciolta subito, anche a testimonianza dell'abbassamento della temperatura, e sembrava di essere in tardo novembre. Ecco, tra l'altro c'è da dire che queste situazioni si stanno ripetendo negli ultimi tempi in maniera sempre più frequente. È un discorso globale purtroppo, qua bisogna tirare in ballo i sistemi globali, i mutamenti climatici, sono questioni su cui io francamente non so cosa dire, però è pur vero che data la mia, ahimè, veneranda età, ricordo che quando avevo 20 anni non vedevo cose o se c'erano eventi eccezionali erano comunque un'eccezionalità comunque accettabile, ma quello che stiamo vedendo in questi anni io sinceramente sono molto preoccupato, perché per esempio diceva il vice sindaco prima, speriamo che le previsioni per oggi ci lasciano tranquilli, ma c'è una frequenza così elevata di eventi atmosferici avversi e straordinari, veramente io non l'ho mai vista, e ripeto,
Parlo per esperienza personale perché ho tanti anni purtroppo. Ecco, tra l'altro anche proprio nella zona delle Melette ci invieranno proprio dei filmati in cui viene ripreso il momento clou verso le 19, in cui un fiume d'acqua attraversa la strada e tra l'altro alberi che sono stati sradicati e piombano proprio sulla strada. Fortunatamente in quei momenti non stava transitando nessuno, però davvero sono immagini inquietanti. I prossimi passi, dunque, diceva vice sindaco Cristian Vella di Roana, i prossimi passi sono cercare di monitorare al massimo la situazione, il paese e le strade. Certamente, questo è comunque dovuto anche nell'ambito dell'organizzazione appunto in questi momenti di criticità. Prima si deve rilevare appunto quelle che sono le problematiche e anche prevedere quelle che potrebbero essere a seguito di un ripresentarsi in così poco tempo di uno stesso evento atmosferico, insomma, ecco, per cui è importantissimo capire come sono le zone critiche e cercare di intervenire su quelle. Ovviamente quando poi ci sarà la pausa finalmente si potrà andare ad affrontare anche le varie segnalazioni che ci arriveranno anche dai nostri cittadini. Quindi Monica, hai sentito una situazione davvero preoccupante, allarmante. Io ti ricedo la linea, Monica. Ne riparleremo naturalmente nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie a Vanessa Banzato, noi ci fermiamo, c'è una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con Focus TG, vi aspetto. Focus TG, rieccoci nuovamente in diretta, chiudiamo l'ampia pagina dedicata ai danni causati dal maltempo che ha colpito la nostra regione da ieri pomeriggio per l'intera nottata. Alle 12.30 andremo a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera con la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia e dunque tutti gli ultimi aggiornamenti sul fronte della pandemia da Covid nella nostra regione. Adesso andiamo a collegarci con Padova, con la collega Valentina Visentina, perché ci sono novità sul caso del corpo ritrovato in una piscina di un hotel abbandonato di Abano Terme. Valentina. Sì, abbiamo l'identità del ragazzo che è stato ritrovato privo di vita all'interno di una piscina di un hotel abbandonato in via Flacco, quindi siamo proprio a pochi metri di distanza dal centro di Abano Terme. Il corpo è quello di Marco Bernardini, un 37enne imprenditore residente ad Abano Terme. Non si avevano più sue notizie da qualche giorno, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa proprio lunedì mattina. E difficile è stato inizialmente il riconoscimento perché sembra che il corpo fosse in acqua da qualche giorno, non c'erano documenti, ma è stato fondamentale per l'identificazione un prezioso orologio da polso che è stato ritrovato addosso al ragazzo. Valentina, ti fermo perché so che la redazione di Padova ha realizzato un servizio, lo vediamo insieme e poi rientriamo con te. Sì. Pochi abiti addosso, nessun documento, solo un orologio di lusso. Con questi pochi elementi i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo trovato privo di vita in una piscina di un hotel dismesso di Abano Terme. Un particolare che combaciava con una denuncia di scomparsa fatta lunedì mattina a Selvazzano da una famiglia che da qualche giorno non aveva notizie del figlio. Il corpo è di Marco Bernardini, 37 anni, imprenditore di Abano Terme. I genitori lo avevano visto per l'ultima volta giovedì della scorsa settimana, poi il giovane era stato notato venerdì in un bar di Sarmeola e poi aveva pernottato in una camera di un altro hotel delle Terme, da dove era stato visto uscire senza più fare ritorno. Cosa sia accaduto poi resta un mistero. La morte, da un primo esame del corpo, sembra risalire a qualche giorno fa. Non ci sono segni di violenza, ma questo non esclude certo il coinvolgimento di terzi. I carabinieri vogliono capire se il 37enne sia arrivato all'hotel Firenze solo o se sia stato portato da qualcuno. Tutte le ipotesi restano aperte, dal suicidio al tragico incidente. Solo l'autopsia disposta dalla procura per i prossimi giorni potrà fornire elementi importanti all'indagine. Il corpo senza vita di Bernardini è stato ritrovato lunedì sera dal curatore fallimentare dell'hotel Firenze, un albergo chiuso da anni e attualmente all'asta. Durante il suo consueto giro di controllo ha notato il cadavere nella piscina piena di acqua piovana e ha subito allertato i carabinieri.
Valentina, sono tanti i punti di domanda, naturalmente l'autopsia aiuterà a fare chiarezza su questo fatto. Assolutamente sì, infatti c'è proprio un blackout, un buco della vita di questo ragazzo che si ferma all'uscita di un hotel di Abano intorno a venerdì sera e poi non si sa più nulla fino al ritrovamento avvenuto appunto lunedì in tarda serata. Ovviamente l'autopsia chiarirà le cause del decesso, se c'è acqua nei polmoni e quindi si potrà capire se il ragazzo è arrivato lì vivo oppure già morto. Abbiamo ancora un minuto utile per il collegamento. Valentina, ci sono altre novità da Padova? Siamo in attesa di conoscere i nuovi dati sull'aggiornamento della pandemia. Ovviamente ieri vi avevamo detto di questo aumento dei casi a Padova, gli attualmente positivi sono 655, quello che c'è da registrare è che ci sono stati anche 6 ricoveri in azienda ospedaliera dopo un paio di settimane dove invece non si registravano nuovi ricoveri. In fase di dimissione anche un bimbo di appena un mese che è risultato positivo al Covid, era stato ricoverato in pediatria in fase precauzionale, il bambino sta bene ed dovrebbe essere già stato dimesso, mentre rimane in terapia intensiva una persona che è in terapia intensiva ormai da settimane, che è relativa a uno dei cluster di variante Delta che si era sviluppato nella nostra città. Più avanti nel pomeriggio dovremo avere aggiornamenti anche su ulteriori dati e tamponi che si stanno facendo in queste ore, perché l'attività massiccia oltre a quella della vaccinazione è il tracciamento con i tamponi che si possono fare, e se a un minuto lo ricordo, senza la prescrizione del medico, e si possono fare anche nei punti vaccinali. Grazie alla nostra Valentina Visentin per il suo collegamento con gli ultimi aggiornamenti da Padova e provincia. Ci fermiamo, c'è ancora una breve pausa, torniamo tra poco, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, tra pochissimo alle 12:30 andremo a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia e quindi con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la pandemia nella nostra regione. Andiamo adesso a collegarci invece con Vicenza, con la nostra Gabriella Basso per tutte le ultime novità per quanto riguarda appunto la provincia Berica. A te Gabriella. Sì, buongiorno Monica da Vicenza, buongiorno ai telespettatori. Oltre ovviamente a parlare di maltempo anche nel Vicenza, perché il maltempo ha colpito anche l'Ovest vicentino, c'è un importante invece protocollo siglato dalla Questura di Vicenza relativo a quelle che sono le violenze domestiche e i maltrattamenti in famiglia. La Questura di Vicenza con la Questura di Verona fanno parte di un grosso progetto europeo proprio per creare una nuova modalità di approccio contro le violenze domestiche, ovvero quella che va a interagire con quelli che sono gli ammoniti da parte dei questori, che quindi sono nel primo stadio, possiamo definirlo così, della violenza, anche se che in realtà la questura interviene in questo caso d'ufficio e con una cooperativa che si occuperà, cooperativa sociale, che si occuperà di psicologi e medici, che si occuperà appunto della loro, tra virgolette, riabilitazione, nel senso che farà fare un percorso a quelli che sono i soggetti maltrattanti, quindi generalmente il compagno, e per portarlo a trovare una soluzione al conflitto che ha nei confronti della ex moglie o della compagna che sia o della fidanzata. E diciamo che già il progetto pilota di Milano ha visto ottimi successi, con addirittura un 90% in meno di recidive, quindi è veramente un passo importante contro quello che è la violenza domestica. Grazie alla nostra Gabriella Basso, ci spostiamo adesso a Venezia perché c'è il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che impedisce a partire dal 1° di agosto il transito delle grandi navi a Venezia davanti a San Marco e sul canale della Giudecca. Lo ha annunciato il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini al termine del Consiglio dei Ministri, definendo la decisione storica.
storica. L'approvazione del decreto sulle grandi navi fa di questa davvero una giornata importante, ha detto appunto Franceschini. Non è esagerato definirla storica perché dopo anni di attesa dal 1° agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca. Queste appunto le parole del ministro. Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera mentre saranno previsti indennizzi e forme di sostegno per le aziende danneggiate da questa decisione. L'intervento, ha sottolineato Franceschini, è divenuto improcrastinabile almeno per quanto riguarda il bacino di San Marco e il canale della Giudecca alla vigilia della 44esima sessione allargata del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, che discuterà tra l'altro lo stato di conservazione del sito della città storica di Venezia e della sua laguna. Quindi una notizia molto attesa sicuramente a Venezia, e adesso c'è lo stop definitivo alle grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca. Siamo in attesa di collegarci alle 12:30 con la sala della protezione civile di Marghera. Lo vedete anche dalle nostre immagini, sono già state posizionate le telecamere, sono in posizione anche i microfoni per il consueto appuntamento con il presidente Luca Zaia, con gli ultimi aggiornamenti, quindi anche con i numeri sulla pandemia nel Veneto per quanto riguarda i contagi, che lo sapete negli ultimi giorni sono in aumento, e poi i numeri della campagna di vaccinazione. Rivediamo insieme alla regia del collega Alessandro Costacurta le immagini del maltempo. Le abbiamo usate in apertura di telegiornale perché la nostra regione è stata fortemente colpita nelle ultime ore dall'ondata di maltempo. Purtroppo, per quanto riguarda la cronaca, dobbiamo anche riferire di una vittima, perché un uomo è morto ieri sera a Montorso, in provincia di Vicenza, dopo essere stato colpito mentre era in sella ad uno scooter da una pianta sradicata appunto dal maltempo, che ha colpito violentemente, lo abbiamo sentito anche dalla collega Gabriella Basso, le zone dell'Ovest vicentino. Si tratta di un cittadino indiano residente a Sarego, sempre in provincia di Vicenza. Non è ancora chiaro se l'uomo sia stato colpito da una pianta caduta a causa del vento o abbia trovato sull'asfalto l'albero che ha provocato la perdita di equilibrio dello scooter e la caduta sull'asfalto dell'uomo. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato il corpo a terra. Nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del SUEM. I rilievi sono stati eseguiti da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno. Dunque un Veneto ancora una volta fortemente colpito. Le immagini che stiamo vedendo in questo momento si riferiscono a Valdastico, strada provinciale 350, rimasta ieri chiusa al traffico a causa di frane ed esondazioni in molti punti. Alcune stazioni ARPAV hanno registrato oltre 150 mm d'acqua, con punte anche di 180 mm, valori che insomma qualcuno ha osato definire davvero spaventosi. Quindi un Veneto che è stato fortemente colpito soprattutto da questa grande ondata di maltempo, soprattutto da acqua ma anche da vento molto forte. Lo abbiamo mostrato e raccontato con il nostro collegamento dall'altopiano di Asiago. Siamo andati con le nostre telecamere a Roana, un comune dell'altopiano di Asiago fortemente colpito in particolare dall'acqua ma soprattutto dal forte vento. Allagato anche l'ospedale di Asiago. Vi lascio al collegamento con il presidente Luca Zaia. Arrivederci. Pochi ma buoni. Stacchiamo la spina a sto punto. Bene. Buongiorno a tutti. Ma abbiamo le TV anche. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Siamo giusti con l'orario, perfetti. E oggi c'è l'ingegner Fattori assieme all'assessore Nazzarin. L'ingegnere vi darà un punto nave, come si dice nel gergo, rispetto ai vaccini, quindi numeri sui vaccini, come sta andando la campagna, alcune grosse novità, grossissime novità e informazioni utili ai cittadini.
Dopo c'è anche tutto il tema, ne parlavo anche ieri con l'assessore e con la dottoressa Russo, del Green Pass, perché tanti cittadini dicono: io sono stato vaccinato e non riesco a scaricare il Green Pass. Mi dice non possibile, e anche lì ci stiamo adoperando, ma non dipende da noi perché lì è un tema nazionale. Però intanto vediamo un po' di dati rispetto al bollettino. Allora, terrò sempre sui fogli lungamente perché i cittadini devono copiare i numeri, mi hanno detto. Allora, tamponi molecolari sono 5.786.230, tamponi rapidi o test rapidi sono 5.420.000. Stiamo galoppando verso i 12 milioni di test. Il numero dei positivi ad oggi, dal 21 febbraio, sono 427.004 intercettati con i tamponi. No? Ogni tanto c'è qualcuno che dice che facciamo pochi tamponi, che non facciamo tamponi. Ecco, questi sono solo l'esito di una campagna da 12 milioni di tamponi. Positivi ad oggi, isolati nel nostro territorio, sono 5.492. Positivi nelle ultime 24 ore sono 261. Intercettati con 27.465 tamponi, che equivale allo 0,95% di incidenza. Vi devo dire ancora che i ricoverati sono 249, cioè il numero è invariato, quindi non abbiamo effetti ancora sui ricoveri. Considerate che nelle ultime 48 ore noi abbiamo avuto poco più di 500 positivi, solo nelle ultime 24 ore. Questi 249 sono così suddivisi: 233 nella zona non critica, area non critica, e 16 in terapia intensiva. La terapia intensiva non Covid è rappresentata da 351 persone che non sono malate di Covid, non sono positive, ma sono in terapia intensiva, quindi, come dicevo ieri, grande attività delle nostre sale operatorie, degli ospedali, perché questi sono numeri alti. Considerate che nel periodo di lockdown, quando appunto non si facevano incidenti stradali, non c'erano problemi, noi avevamo in terapia intensiva 220-230 pazienti, oggi ne abbiamo 351. Totale dei morti 11.624 più 1. I dimessi, quindi coloro che sono stati curati in ospedale, sono 22.220, che fra l'altro ogni tanto ve lo dico, so che qualcuno lo sa già a memoria, però ci tengo a ricordarlo, così resta in testa. Questi sono i positivi dal 21 febbraio, 427.000. Questi sono i curati dal 21 febbraio in ospedale, 22.220. Se voi fate 427.000 meno 22.000 fa 405.000 più o meno, no? Vuol dire che 405.000 positivi o non hanno avuto sintomi, più o meno la metà, o ce li hanno avuti e sono stati curati a casa. Lo dico perché anche sta leggenda metropolitana di far credere ai cittadini che nessuno è stato curato a casa è una balla, perché 427.000 meno 22.000 che sono andati in ospedale fa 405.000, metà sintomatici e metà asintomatici che si sono curati a casa grazie al fai da te, ai medici di base, alle USCA, a tutti quelli che sono intervenuti. Alcune considerazioni: come vedete 261 sono i positivi nelle ultime ore. Allora, noi continuiamo a dire che in questa fase la correlazione positivo, o meglio la percentuale la correlazione che c'è tra il positivo e i ricoveri, l'ospedalizzazione, è di gran lunga inferiore a quella che accadeva nelle altre ondate. Cioè nelle altre ondate, fatto un tot di positivi, noi sapevamo già che avevamo il rilancio nelle ospedalizzazioni. Avete visto che ad esempio la Gran Bretagna, l'Inghilterra scusate, ha fatto
210.000 positivi in una settimana e ha fatto 3.000 ricoveri. Ovviamente erano altri rapporti quando aveva, diciamo, altre ondate di infezione. È fondamentale dire che noi continuiamo ad andare avanti con la fase dei tamponi. Mi spiace che ci sia ogni tanto qualcuno che dice che con i tamponi non ci siamo. Con i tamponi siamo i primi in Italia. Immagino che vi abbiano ieri mandato la tabellina, che è eloquente, che è quella che noi siamo i primi in assoluto in Italia a fare tamponi, ma di gran lunga. Cioè noi abbiamo 430 tamponi al giorno su 100.000 abitanti, gli ultimi della lista ne fanno 70, tanto per dare una dimensione. Eravamo 21.000, oggi siamo a 27.000 su quella tabella. Ecco, brava, grazie Assessore. Ieri avevamo 21.000 tamponi, oggi ne abbiamo 27.000, cioè 27.000 tamponi li fai se sei in zona rossa, con tutto chiuso, per capirci. Quindi ringrazio anche i cittadini. So che i ragazzi hanno colto il mio appello. Noi abbiamo voluto con forza mantenere aperti i punti tampone gratuitamente, con accesso libero, senza ricetta, senza nulla nella prescrizione medica, finché i ragazzi e i cittadini in generale, tutti i cittadini, possano fruire di questo servizio, ma possano anche farlo in maniera preventiva, nel senso che se devi andare a una festa, una cena, un battesimo, una cresima, quello che sarà, a un matrimonio, ci vai direttamente al centro tamponi, ti fai il tuo tampone 24 ore prima, non tanto prima, in maniera tale da sapere se hai un'eventuale positività, magari sei un asintomatico. Ecco, a me piace ricordare questo per un motivo, perché spesso arriva qualcuno e mi dice: oh, in Francia fanno il tampone velocemente, senza tanti problemi, è gratuito, e noi qui in Italia no. Ma in Veneto cosa facciamo? La stessa roba, basta andare a farselo il tampone, vorrei ricordare. E se andate in farmacia o presso laboratori privati lo pagate, ed è corretto così. Voglio spezzare una lancia nei confronti della polemichetta da social, perché noi abbiamo fatto una scelta come ente pubblico, ma abbiamo anche convenzionato le farmacie e i laboratori che lo faranno a pagamento, perché sono fuori da questo progetto di gratuità, ed è giusto che sia così, sono dei privati, è giusto che siano remunerati le loro attività. Detto questo, io continuo a fare appello a livello nazionale affinché si prenda atto che, se vogliamo, io credo nella campagna di testing con i tamponi nei territori. Un appello che faccio è l'appello di dire che si faccia in modo che il calcolo, l'incidenza, no? Il numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana sia un valore depotenziato per il passaggio di colore di zona, perché se no rischia di diventare pericoloso. Come si può dire, è controproducente fare il tampone, perché se è vero che il tampone becca il focolaio e te lo ferma, è altrettanto vero che con valori così bassi di 50 per saltare per carità c'è anche l'ospedalizzazione, anche il tema delle terapie intensive, ma con 50 passi da un colore di zona a un altro, 50 positivi a settimana, capite che ci metti poco. Se per assurdo facessimo 5 milioni di tamponi in un giorno, noi abbiamo già passato la soglia, siamo già tutti chiusi, quindi questo è bene saperlo. Perché? Perché il vero tema in questa fase, a me sembra, che sia rappresentato dal fatto di andare a cercare il dato vero, che è quello dell'ospedalizzazione. Quindi i sintomi e l'ospedalizzazione. Sapete, è come se noi andassimo oggi a cercare tra la popolazione il virus dell'influenza. Ce ne sono molti di asintomatici che hanno il virus e che magari non svilupperanno mai l'influenza in autunno, ma non è che possiamo dire che siamo pieni di influenza, no? Quindi dobbiamo ritarare sta roba. Oggi c'è l'ingegner Fattori, al quale io passo la parola dopo aver risposto a domande, se ci sono, che parlerà dei vaccini. Allora, a me interessa dire che intanto fargli i complimenti per come lui è un ingegnere e si è attorniato di ingegneri gestionali tutti i giorni. Magari un giorno potremo portarli i ragazzi in conferenza stampa, così vedete, diciamo, materialmente e fisicamente i nostri giovani ingegneri che si sono occupati della campagna vaccinale, coordinati e diretti dall'ingegner Fattori. Oggi annunciamo che si apriranno le scuole a settembre. I ragazzi sono ovviamente interessati in maniera importante da questa variante Delta, perché i 15, diciamo 24 anni sono la fascia d'età più colpita. I ragazzi sono coloro che giustamente frequentano i loro coetanei e si creano anche degli assembramenti naturali involontari a volte, no? Pensate alla spiaggia piuttosto che una piazza o altro.
A loro diciamo sempre mettetevi la mascherina al set in mezzo all'assembramento, però avete anche un'opportunità, è volontaria, libera, che è quella della vaccinazione. Oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Peraltro dopo l'ingegnere Fattori vi darà anche un altro dato importante sulla copertura degli over 60, perché noi ormai ci siamo arrivati, cioè abbiamo una copertura sia degli over 60, poi vi darà un altro dato importantissimo che è quello della copertura di tutta la popolazione, e noi verosimilmente potremo arrivare a settembre all'80%, giusto, 82% di tutta la popolazione veneta coperta da vaccino. Quando si parla sempre di risposta della campagna vaccinale, da noi i cittadini si sono vaccinati, si vaccinano. Abbiamo avuto delle flessioni date un po' dalla mancanza di vaccini e quindi da posti in agenda, dall'altro anche dalla stagione. La stagionalità non ci ha aiutato, perché quando tu vedi che spariscono le mascherine, vedi il caldo, vedi che tutto è aperto, dice ma il vaccino in autunno. Insomma, in agosto si va in ferie e noi siamo aperti. Scrivete aperti ad agosto, non siamo chiusi per ferie. Quindi tutti i centri vaccinali ad agosto lavoreranno a pieno regime. Ne approfitto per ringraziare tutte le donne e gli uomini della sanità e il mondo del volontariato che ci affianca in questa avventura che mai avremmo pensato di intraprendere, giusto ingegnere? Mai avremmo pensato di stare qui a fare i piani per i vaccini. E se non ci fosse stata questa macchina vaccinale coadiuvata dai medici di base, dalle farmacie e un po' da tutti coloro che sono andati a fare anche i volontari, le croci ad esempio, la Croce Rossa eccetera, non avremmo queste performance. Mi sembra che stamattina abbiamo 47.000, sì. 47.000 vaccini inoculati questa mattina. Insomma, sta andando alla grande. Se avete domande poi io passo la parola all'ingegnere Fattori e vi saluto. Temo che le colleghe Marzano e Prigioni oggi avranno molto da chiedere, vero? Solito spiritoso di Parmigiani. Buongiorno. Scusi Presidente, quindi i 276.000 posti liberi sono solo per gli studenti o per chiunque? Per chiunque, però l'appello che facciamo è anche ai ragazzi che vanno alle scuole. Vi ricordo che la vaccinazione è possibile dai 12 anni in su. È pur vero che molti genitori non sono riusciti a far vaccinare i propri figli, o molti ragazzi non si sono vaccinati perché non c'erano posti in agenda, perché lo sappiamo, no? E sono da oggi? Sì, sono operativi, quindi da questo istante le agende sono già caricate, si può tranquillamente, non c'è un'ora X, no? Non c'è il click day, sono già aperti, per cui chi vuole prenotarsi sono 276.000, cioè vuol dire fare la prima dose entro l'8 settembre. L'altra domanda Presidente. E ce ne sono 242.000 prenotati oltretutto nel frattempo. Beh, dopo vi dà i dati l'ingegnere Fattori. Perfetto. Quello che volevo chiederle, si sta diffondendo il timore che il Veneto, come altre 4 regioni, possa essere declassato in fascia gialla. Allo stato attuale noi non abbiamo... Non abbiamo parametri. No, ma non abbiamo neanche i numeri da fascia gialla, però se la situazione dovesse peggiorare, come diceva lei, lo scenario potrebbe presentarsi. Quanto avverte questo rischio? Al momento no. Considerate che per passare in fascia gialla c'è il parametro dell'incidenza più quello dell'ospedalizzazione, noi abbiamo tutti a zero praticamente. E secondo me va incentivata la campagna dei tamponi, ma va anche, come si può dire, va ritarato il parametro dell'incidenza, cioè tu non puoi chiedere a una persona, come si può dire, di correre e poi multarlo per l'eccesso di velocità. Cioè, è un controsenso, no? Cioè ci stanno dicendo correte andare a dare questo servizio, noi siamo gli unici in Italia che danno questo servizio ai cittadini, e poi ci dite che verremo multati perché abbiamo corso più degli altri. No, a questo punto noi ci mettiamo a riposo, facciamo quello che è previsto per legge, non quello che stiamo facendo in maniera ciclopica adesso. Noi guardate, oggi abbiamo 27.000 tamponi, dovevamo farne solo 7.000, tanto per capirci, per legge. 7,5, brava, grazie. Sono 150 ogni 100.000 abitanti. Per cui noi ci stiamo veramente mettendo impegno e diamo un servizio ai cittadini, perché i ragazzi si stanno presentando ai centri vaccinali per farsi i centri tamponi per farsi i tamponi.
E non è vero che abbiamo chiuso i centri tamponi. L'altra domanda, Presidente. In Francia Macron ha previsto il pass vaccinale o l'esibizione del tampone, l'esito negativo del tampone per andare al cinema, al teatro, e dai primi di agosto anche per andare a prendere un caffè all'aperto seduti fuori davanti al bar. Lei che cosa pensa di questa iniziativa di Macron e se secondo lei è fattibile anche in Italia o in Veneto? Guarda, io penso una cosa, che intanto queste devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate, perché capite che questo non è una partita da poco. Cioè, voi immaginate solo una realtà turistica che dice ai suoi ospiti da oggi funziona così, cioè vuol dire che diciamo bisogna comunque garantire un soft landing se prendi in mano una partita come questa. Dall'altro è pur vero che si aprono due scenari se non tre. Il primo, che è quello di dire che a questo punto vuol dire che il vaccino diventa obbligatorio o quantomeno diventa una forte coercizione, e quindi penso che a quel punto forse la strada più breve era quella che Macron dicesse che il vaccino è obbligatorio, perché se tu non ti puoi neanche più muovere di casa. Due, c'è il tema della privacy, che è un tema non irrilevante. Vi ricordo che noi siamo l'unica regione che è stata bacchettata anche pesantemente dal garante della privacy, perché chiediamo il Green Pass all'ingresso per l'ingresso in ospedale. È lesivo della privacy, cioè non so, in guerra dovevamo stare a pettinare bamboe. 3, nel momento in cui tu introduci una norma come quella di Macron, tu devi essere in grado di garantire a tutti quelli che si vogliono vaccinare di avere il vaccino. Non mi sembra che in Italia abbiamo tutta questa disponibilità di vaccini. Se per assurdo si introducesse ora, noi abbiamo un contingente di cittadini che potrebbero in via teorica chiedersi di essere vaccinati, e dobbiamo dirgli: guarda, tu al cinema, al ristorante, al bar e 3.000 altri posti non ci puoi andare prima di un paio di mesi, perché ti garantirò il vaccino a fine ottobre. Quindi io direi che questa è una partita da essere messa in mano al CTS. Ultimo aspetto fondamentale è che ci sarà un dibattito inevitabile. Noi quando saremo arrivati a ottobre avremo l'80% dei cittadini vaccinati, è ovvio che avremo due detentori di interesse, no? Chi ti dirà: io sono vaccinato, cosa vuoi da me? E chi ti dirà: io per libera scelta non mi sono vaccinato, ho diritto di vivere normalmente. Questi sono temi sui quali ovviamente le autorità scientifiche dovranno interrogarsi. Ma di suo lei da che parte penderebbe? No, io su questo non mi esprimo. Ripeto, dietro a questo fatto, se da un lato c'è la tutela di chi si è vaccinato, dall'altro è pur vero che si introduce l'obbligatorietà indirettamente. Per cui questa è una scelta importante, etica, non è solo di sanità pubblica, è anche etica. Io però vi ho detto, io ad esempio sono contrario a pensare che i bimbi a scuola debbano essere divisi classe vaccinati e non vaccinati. C'è una forma di ghettizzazione, per non usare altri termini più pesanti. Dopodiché la situazione si sarebbe risolta se non avessimo avuto tutta questa ondata di Novax, però vabbè, grande ondata in Veneto non la stiamo vedendo, perché se arriviamo all'82% di popolazione vaccinata per ottobre, non mi sembra che sia tutto sto disastro, anzi. Scusami. L'ultima domanda, Presidente. Ieri si è riunita con le prime audizioni la commissione d'inchiesta speciale sul Covid, quella che anche lei aveva spinto perché appunto si faccia chiarezza su tutto quello che è successo, nel bene e nel male. C'è stata una polemica, l'opposizione ha, tra virgolette, tartassato i primi due esperti che sono stati invitati a parlare, la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione. La polemica che ne è nata perché le altre esponenti della maggioranza sostengono che quando si fanno le audizioni gli ospiti, gli esperti, i tecnici non possono essere tartassati, e l'opposizione ha replicato dicendo: non può esserci censura. Lei è a conoscenza di quello che è avvenuto e che cosa pensa? Sinceramente no, ma sentiamo l'assessore che c'era ieri, ha seguito. Io sinceramente non so nulla di questa roba. Parlo dopo, Ah, vabbè, ok.
Ti può andare bene, facciamo dopo. Sì, va bene dopo. Grazie. Prego Antonella. Allora Antonella Prigioni, poi si è aggiunto Marco Bonet. Buongiorno Presidente, Buongiorno. buongiorno a tutti. Alla luce dell'aumento dei contagi e anche di quello che si legge, il rischio che il Veneto e altre regioni possano diventare gialle, quanto è diventato adesso necessario rivedere i parametri di classificazione delle regioni, proprio delle regioni, alla luce anche del fatto che questo aumento di contagi non incide sui ricoveri? Questa è materia meramente scientifica ed è giusto delegare al Comitato Tecnico Scientifico Studio Superiore di Sanità, che immagino stiano già lavorando su questo tema. È logico che il virus e la sua infezione che ne consegue con le varianti abbia un'evoluzione, no? Se siamo partiti dal picco dovremmo arrivare al punto zero, dove avremo una forma di endemicità dove il virus non sarà più un problema, di mezzo ci saranno dei piani di sanità pubblica che si adegueranno alla situazione. Cioè non è che possiamo uscire col carro armato per fare una battaglia contro uno che ha una fionda in mano, ma se c'è un altro carro armato ci serve il carro armato. Cioè dobbiamo essere proporzionali in base allo scenario che abbiamo davanti. Ad oggi sembra che lo scenario sia uno scenario di tanti asintomatici, bassissima ospedalizzazione, poi vedremo se continuerà ad essere così o cambia nuovamente, magari ci scopriremo che ci sarà un'altra ospedalizzazione, ma a quel punto abbiamo i vecchi parametri che ci dicono che sopra il 30% di terapie intensive, sopra il 40% di ospedalizzazione in area non critica e sopra il 50 casi su 100.000 abitanti si passa già in giallo direttamente, poi c'è l'arancione e il rosso, ma noi vorremmo evitare di arrivare a chiusure ancora. Poi se posso esulare dal tema Covid, vorrei chiederle un commento sul decreto del governo che sposta dal bacino San Marco le grandi navi. Sì, guardate, io ne ho parlato con il primo ministro Draghi l'altro ieri, che mi ha chiamato. Noi facciamo parte di coloro che pensano che le grandi navi debbano uscire dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Questo l'abbiamo sempre detto, cioè il decreto si chiama Clini-Passera e porta il nome di due ministri che erano ministri che scrissero il decreto nel febbraio 2012. Sono passati 9 anni e mezzo. I litigi tra i ministeri, beni culturali, trasporti e ambiente non hanno mai portato a nessuna soluzione. Oggi c'è una soluzione. L'unica richiesta che ho fatto al Presidente, ma che conosce, è un fatto, come si può dire, di correttezza istituzionale, no? Siamo davanti a una società concessionaria che si chiama Venezia Terminal Passeggeri, che ha la concessione dello spazio acqueo per ricevere le navi da crociera, ha una concessione, quindi ha un diritto, no? Perché se le ha aggiudicato questo diritto. È come se noi andassimo a chiudere un'autostrada e il concessionario dice: scusa, i chi mi dà delle macchine che passano tutti i giorni? Quindi c'è un tema di transiti che non avremo più. La società di chi è? Non è fra l'altro di un privato, è della Regione Veneto e con altri soci che sono ad esempio le compagnie di crociera, tanto per citarle, no? MSC, Royal, eccetera. Allora c'è un tema di ristoro dei mancati proventi, perché poi voglio ricordare che questa chiusura del 1° agosto è ipotizzata fino a quando non saranno allestite le banchine che esistono ma devono essere messe a posto a Marghera, e saremo sempre noi lì a gestire perché abbiamo noi la concessione. Quindi questo buco, da un lato i ristori, dall'altro io dico che c'è anche un tema di comunicazione internazionale. I nostri compagni di viaggio nella società Venezia Terminal Passeggeri sono le grandi compagnie di crociera, cioè non può passare l'idea che in Italia, già è passata con le autostrade, no? Che in Italia arriva uno, spegne l'interruttore e tutti a casa, perché loro sono entrati in una società, hanno fatto degli investimenti sapendo che la società aveva una concessione. Allora, lo Stato che dà la certezza del diritto dice: bene, ti ho fatto un danno, siamo qui a ripagare. Il Presidente del Consiglio non l'ho trovato avulso da questi ragionamenti, ha condiviso il ragionamento, ci siamo lasciati con l'impegno, fra l'altro che ha preso corpo subito, di mettere i nostri rispettivi tecnici a discutere di queste attività, non so, i 6 milioni di euro che dobbiamo dare di canone ogni anno al porto per come Venezia Terminal Passeggeri, ma se non è più le navi non serve dare il canone o no?
E quindi già dopo mezz'ora che ci eravamo parlati, i nostri rispettivi apparati, staff tecnici, nella fattispecie il Presidente Spagna e l'ingegner Gagliano Di Marco, che era l'amministratore delegato di Venezia Termini Passeggeri, stanno parlando con gli uffici a Roma. Il decreto al suo interno riporta ovviamente lo spazio per questa trattativa. Ultimo aspetto che io ho sottolineato e che dico che in questo contesto dovremmo anche pensare a una possibile rinegoziazione della concessione. Lo dico, se possibile, se sta in piedi dal punto di vista giuridico, non è fuori dai temi parlarne. Insomma, quando c'è stato il Covid, molte concessioni, molti contratti sono stati prorogati dei mesi corrispondenti al periodo di ferma del Covid. Noi se abbiamo un fermo, già ci siamo beccati il Covid, adesso senza crociera, adesso che dovrebbero iniziare ci becchiamo i lavori, insomma andremo a finire a 3-4 anni di ferma. Oltre ai lavoratori, ecco, sui lavoratori noi abbiamo presentato anche una proposta con un documento per punti riservato sul quale ragionare, però i lavoratori poi devono essere assolutamente tutelati. Grazie. Prego. E Marco, hai domande? C'era Alda che aveva chiesto. Scusa, non te l'ho visto. Mi inserivo sul discorso del prego. Posso, Marco? Grazie. 3-4 anni di fermo, cioè nel senso che non si va neanche più a Marghera, oppure 3-4 anni di fermo nel senso che la VTP non ha introiti? Sì, di VTP che finché non sarà operativa a Marghera a pieno regime, noi di fatto ci pochiamo 16 mesi di Covid che ci ha massacrato. Facciamola, diciamo, una previsione di quelle veloci da 1 anno e mezzo, 2 anni per approntare tutto. Alla fine la nostra contabilità sono 4 anni di magra nei nostri bilanci. Considerate che l'ITP fattura circa 40 milioni di euro all'anno e sono soldi che poi diventano dividendi e che noi reinvestiamo nelle attività produttive come Veneto Sviluppo, perché poi il socio è Veneto Sviluppo per conto della regione. Marco, prego. Sì, avevo una domanda, diciamo così, un po' di scenario, volevo capire questo. Sì. Cioè, rispetto al tema dei vaccinati, cioè, ha ancora un senso sottoporli, diciamo così, alle stesse procedure, mi riferisco alla quarantena, no? In caso di tamponi positivi? Allora, premessa, sappiamo che anche chi si è vaccinato, 2 dosi o 1 dose, si può ancora infettare. Nel caso venga infettato deve sottostare alla quarantena, all'isolamento e tutto quanto. Cioè, ovviamente questa cosa qua impatta sulla vita delle persone, blocca il lavoro, blocca le famiglie, blocca tutto. Mi chiedo se per quanto ancora questa cosa proseguirà, visto che gli scienziati ci dicono che fortunatamente chi è vaccinato non rischia l'ospedale ed è anche meno infettante. Quindi, chiudo il ragionamento per fare un parallelo, sarebbe come se noi decidessimo di quarantenare, isolare, impedire di lavorare e di vivere alla gente che contrae l'influenza. C'è una prospettiva che questa cosa finisca? Grazie. Ci stanno ragionando e peraltro le regioni hanno anche posto questa questione. Non è una questione, diciamo, fumosa, perché poi, come dicevo prima, anticipavo prima, non so se eri già arrivato, noi ci ritroveremo ad ottobre con circa l'80-82% della popolazione vaccinata, che saranno dei detentori di interessi da vaccinati. La mobilità, non quarantenarli, non metterli in quarantena, eccetera. Noi abbiamo già posto questa questione e questa è una decisione che poi dovrà, secondo me, tradursi in un nuovo piano di sanità pubblica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, del CTS, del governo, insomma. Anche perché questo darebbe un senso alla vaccinazione, se ci pensate, no? Adesso vabbè, la scelta Macron è una scelta estrema, però ci sono delle piccole cose che vanno riconosciute al vaccinato, questo è innegabile, tipo la quarantena, cioè perché devo mettermi in quarantena se sono vaccinato e ho un tampone negativo? Perché questo è uno dei temi, no? Prego, vi lascio, se no, avete concluso, vi lascio con l'ingegner Fattori e l'assessore ovviamente, che poi risponde, se puoi anche rispondere subito, se vuoi. Sì, era rimasta pending quella risposta. Arrivederci, grazie. E prossima settimana facciamo. Allora, io ieri ho portato i saluti, quindi in apertura per quanto riguarda la commissione d'inchiesta, manifestando la massima disponibilità.
sia da parte di tutti i tecnici regionali e di tutti i stakeholder, insomma, che saranno ritenuti consoni di essere sentiti in quella commissione. Ho anche detto che siamo molto tranquilli, molto sereni, nella massima trasparenza, come è stato tutto il percorso che ha portato all'istituzione, all'avvio di questa commissione d'inchiesta, che sarà una commissione che io reputo e penso, insomma, immagino anche costruttiva da un certo punto di vista, proprio perché farà luce rispetto, insomma, a quelle che sono state la gestione dell'emergenza, le varie ondate, i risvolti che ci sono stati, ma potrà anche mettere a fuoco alcune questioni e quindi essere utile per noi in quella che sarà la fase che noi già stiamo abbozzando, legata sicuramente a PNNR, alla nuova programmazione, alla rivisitazione degli strumenti, insomma, regionali che abbiamo, quindi proprio con questa apertura. Poi chiaramente ho detto io sono disponibile, credo che verrò sentita verso la fine, quando, insomma, saremo verso la conclusione dei lavori e quando si avranno toccato le varie materie, perché ho anche condiviso il discorso che ci deve essere un ordine negli interventi, perché altrimenti è difficile, poi se ogni volta su un intervento parliamo di tutto diventa difficile, no? Quindi concentrando le sedute divise per argomenti. E poi ho assistito, quindi ho ascoltato non tutta la giornata, però insomma ho ascoltato un po' nel pomeriggio e un po' la mattina i due interventi, quindi la dottoressa Ricci e la dottoressa Russo nel pomeriggio, e quello che io ho potuto notare, quindi ho visto, insomma, la presa di posizione della vicepresidente, del segretario, quindi della commissione, la consigliera Cecchetto e la consigliera Brescacin, è che in molti casi, insomma, ci sono state delle domande che sono andate anche fuori dalle tematiche che erano. Ieri si parlava di sequenziamento, varianti, piano di sanità pubblica, quindi misure, contact tracing, tracciamento. Ci sono state domande sulle terapie intensive, a cui sono state dette effettivamente rimandiamo a quando ci sarà probabilmente l'ingegner Fattori e il dottor Rosi, che sono quelli che hanno seguito il piano per quanto riguarda terapie intensive, numeri, posti letto, eccetera. Ci sono state domande sul territorio, quindi i medici di medicina generale, la domiciliarità, le USCA, eccetera. Anche quelli devono essere mandate quando ci sarà, immagino, la dottoressa Scroccaro piuttosto che la dottoressa Ghiotto, che spiegheranno quindi i protocolli che sono stati fatti, come sono stati poi declinati sul territorio e quant'altro, come anche sui tamponi. Cioè, nel senso, parleremo credo di tamponi, dell'evoluzione eccetera, quando ci saranno i microbiologi, quando ci saranno, insomma, chi ha coordinato, chi ha fatto gli acquisti, quindi immagino azienda zero e quant'altro. Sicuramente in alcuni, io ho ascoltato alcuni passaggi e le domande erano anche ripetitive, questo ha creato probabilmente anche le affermazioni che dicono le mie colleghe, quindi la consigliera Brescacin e Cecchetto. Io ripeto che mi auguro che la Commissione sia un momento proprio di confronto sereno, non con toni, insomma, un po' più fuori dalle righe, ma un confronto sereno e costruttivo, perché questo credo che faccia bene all'intero sistema. E su questo, insomma, abbiamo dato e abbiamo dato da parte dei tecnici tutti quelli la massima disponibilità, quindi qui mi fermo, insomma. Bene, a questo punto ingegner Fattori, prego. Sì, buongiorno. Allora, quello che vi presenterò è un punto, un'analisi sulla situazione del piano vaccinale. Il piano vaccinale, quindi dove siamo e quali sono gli obiettivi, dove stiamo arrivando e quali sono gli obiettivi che raggiungeremo. Allora, ad oggi della popolazione vaccinabile, quindi gli over 12, che sono 4.374.000, 2.821.802 hanno almeno ricevuto una dose. Quindi le persone che hanno attualmente una copertura con almeno una dose su base Istat sono 64,5%. Previste anche le prenotazioni che attualmente sono aperte da qui all'8 settembre, perché come ha detto il Presidente prima, adesso sono aperte fino all'8 settembre, in questo momento ci sono 228.960 persone over 12 prenotate e quindi in questo momento lo stiamo raggiungendo, si prevede di raggiungere entro settembre il 70% della popolazione, la copertura del 70% della popolazione vaccinabile. Si è aperta ulteriori slot
fino a pochi giorni fa eravamo aperti fino al 4 agosto, adesso si decide di aprire fino all'8 settembre, in relazione alle comunicazioni che sono arrivate di consegna di Pfizer e Moderna fino al 14 agosto e poi si è fatta una simulazione proprio per aprire slot fino all'8 settembre. Pertanto si sono aperti slot in relazione a una consegna ipotetica nel mese di agosto di circa 1.042.000 dosi. Con queste dosi a disposizione e tenendo presente che da queste verranno comunque sottratte una parte per le seconde dosi, entro settembre la Regione Veneto dovrebbe superare l'80% della popolazione vaccinabile, detto se la popolazione chiaramente aderisce alla campagna. Siamo a 70 con gli attuali prenotati, siccome vi sono posti disponibili, 200 posti che citava il 270 posti disponibili, ci portano all'80%. In più la possibilità delle aziende, man mano che vedono che si riempiono i posti, di aprire ulteriori slot vaccinabili, questo ci permetterà di superare l'80% della popolazione vaccinabile. 70. Nella popolazione vaccinabile potremmo raggiungere l'80%, quindi adesso si spera nell'adesione delle persone proprio per questo. E l'adesione, vedete che praticamente questo è l'andamento che mostra per le varie corti d'età qual è stata l'adesione per raggiungimento del 70%. Quindi in tutte le corti d'età c'è stata una veloce, rapida interesse alla vaccinazione. Quelli che vediamo più piatti hanno scontato il fatto che intanto il periodo di vaccinazione non era riservato solo alla loro corte d'età e che quindi hanno dovuto condividere con altre corti i vaccini a disposizione. Però per il momento vedete anche le categorie principali che sono aperte con degli slot specifici per loro, la vaccinazione è stata importante, veloce e molto sentita da parte della popolazione. Un altro dato che volevo dare, perché ho visto ieri delle domande, la seconda dose over 60. Per quanto riguarda la popolazione over 60, stiamo parlando di una corte di 1.470.000 persone. Hanno avuto la prima dose 1.314.000 persone, quindi l'88% degli over 60, una percentuale importante. Le seconde dosi rimangono circa 200.000 ancora da effettuare, che verranno effettuate principalmente, il 75% di queste 200.000 dosi verranno effettuate da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi entro il mese di luglio la maggioranza della corte over 60 sarà coperta anche dalla seconda dose. Questo perché abbiamo fatto una programmazione specialmente agli inizi in cui l'over 60 è stata vaccinata tra i primi proprio in modo sequenziale rispetto alle corti anagrafiche e quindi adesso siamo presenti alla seconda dose di vaccinazioni. Altro aspetto, il confronto, previsioni e consegne effettive dei vari vaccini. E allora, nelle analisi media settimanale, sapete che noi abbiamo le previsioni trimestrali del governo, aggiornate al 24 aprile, e le verifichiamo sulle nostre effettive consegne. Ed effettivamente abbiamo che Pfizer è sempre stato abbastanza attendibile. Nel mese di giugno ha recuperato abbondantemente lo scarto che aveva nel secondo trimestre e quindi nel secondo trimestre lui segna, per quanto riguarda la Regione Veneto, solo un meno 2,59% tra il preventivato e il consegnato. Dall'inizio della fornitura, il primo trimestre è stato abbastanza allineato, il secondo trimestre segna un meno 2,59%, il terzo trimestre mediamente in questo momento è un po' sotto, siamo a un meno 17%. Infatti lo sapete che nel mese di luglio in tutta Italia abbiamo avuto una riduzione delle consegne che ci ha fatto rallentare le prime dosi. Difatti il mese di luglio lo stiamo dedicando molto ai richiami alle seconde dosi e abbiamo poco incremento di prime dosi. Giocato su due effetti, il primo che in giugno abbiamo fatto molte prime dosi, il secondo la riduzione delle consegne ci ha ulteriormente limitato. Moderna, che viaggiava
nel secondo trimestre con meno 10%, attualmente sta viaggiando un 40% in meno. Perché? Perché Moderna nel terzo trimestre era previsto un significativo incremento secondo trimestre, mentre meno 40 terzo trimestre, perché nelle previsioni Moderna doveva fare un significativo aumento nel terzo trimestre. Per il momento non si è verificato, abbiamo visto però che nel mese di agosto inizierà un po' ad aumentare le sue consegne. Gli altri due vaccini chiaramente non sono più di interesse, quindi praticamente Astra e Johnson & Johnson segnano fondamentalmente un azzeramento, perché avendo coperto la classe over 60, quei due vaccini non sono più di nostro interesse. Bene, questa è la situazione del piano vaccinale. Sa cosa vedo negli occhi dei colleghi? La voglia di quelle tabelle. No, lo dico perché evitiamo la domanda, poi ce le dà chi parla? Domande? Alda? Tutto a posto? Marco? L'ingegnere è la precisione fatta uomo. Allora ci vediamo la prossima volta, grazie.